Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento che riguarderà la diabrotica del mais. Abbiamo visto nell'ultima puntata come sia arrivato il momento di installare in campo le trappole cromotropiche per monitorare i livelli di popolazione degli adulti. I primi adulti sono già stati catturati e soprattutto i maschi, che sono i primi ad emergere, sono presenti nei nostri campi. È quindi possibile oggi monitorare bene per capire se le popolazioni superano la soglia di danno e quindi il prossimo anno sarà necessario interrompere la monosuccessione di mais. Ulteriore aggiornamento oggi è quello che la grandissima parte delle uova di diabrotica sono ormai schiuse, quindi da adesso in avanti è possibile seminare il mais in semina ritardata, in secondo raccolto, ad esempio dopo cereali autunno-vernini, senza correre il rischio di favorire le popolazioni di diabrotica, di favorire lo sviluppo di adulti che poi contribuiranno a ovideporre uova e quindi a proseguire e a far aumentare le popolazioni di diabrotica. Da oggi in poi si può seminare senza correre questo rischio. Per i dettagli su come procedere al monitoraggio degli adulti con le trappole, seguite il sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, bollettino Colture Erbacee, oppure richiedete l'iscrizione per la spedizione della mail a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Alla prossima!